professore ci può sottolineare l'importanza di questa scoperta? Beh, è una scoperta straordinaria perché, per dare un'idea al pubblico, gli ultimi rilievi assiri scolpiti sulle montagne dell'Iraq settentrionale sono stati rinvenuti alla metà dell'Ottocento. Erano quindi quasi 2 secoli che non venivano scoperte opere d'arte come questa. E la nostra missione dell'Università di Udine ne ha scoperte non una, ma ne ha scoperte ben 10. 10 straordinari rilievi rupestri scolpiti lungo le pareti di un canale tagliato nella roccia che irrigava la campagna dell'antica Ninive. È un dato importante perché credo che l'archeologia in un frangente diplomatico come questo e in un momento di nuove conoscenze sia fondamentale. Da un lato per la trasversalità dei saperi che riesce a mettere in connessione, dall'altro per quella cooperazione internazionale che ci consente di iniziare davvero a parlare di diplomazia culturale e di diplomazia scientifica, stante la collaborazione che l'Università di Udine ha avuto con le università irachene del Kurdistan iracheno e stante la possibilità che abbiamo noi di andare a tracciare, a costruire una nuova identità per il popolo iracheno e immaginare uno sviluppo della loro economia turistica.